Chiuso nel suo dolore, Matteo Piva si è rifugiato a casa di Francesco e Laura, i nonni materni del figlioletto di 2 anni. La famiglia Fasan non può ancora credere a quanto è accaduto a Serena, una donna felice che godeva di buona salute, come racconta lo stesso compagno raggiunto al telefono. Per quello che ho capito si parla di un'epilessia perché aveva i denti stretti e... Ma Serena stava male da tempo, aveva dei problemi ma di salute, assolutamente no. stava benissimo. Infatti non so se è un'epilessia, mi chiedo come che può essere così forte perché... Sulla gola della 37enne, trovata morta nella sua casa a Castelfranco Veneto, sarebbero state rinvenute delle tracce lasciate dalle mani di qualcuno che forse ha tentato di rianimarla. A dirlo un primo esame sul corpo della donna, cui seguirà a stretto giro l'autopsia disposta dal pubblico ministero Mara De Donà. Chi è che ha spettacolare. soccorso Serena? Io? Un medico? Dopo? Sì, io arrivato dopo suo papà, dopo arrivare l'ambulanza. E il medico e i medici cosa hanno tentato di fare? E niente, massaggio cardiaco, poi hanno tirato fuori un macchinario strano, non so, con una cannetta che andava dentro, ma per vedere se poteva fare, penso, l'elettroshock, ma era già morta. Matteo, senti, abbiamo saputo che stanotte si è ucciso anche Simone Sì, Fasan, suo zio. sì, Ma sì. c'è una correlazione oltre al dolore? No, per il momento no. Per il momento Ma no. che rapporti aveva sua Ma nipote, sua rapporti moglie? tranquilli, una famiglia tranquilla. In tanti hanno in queste ore portato la vicinanza a Matteo Piva fuori del pub dove l'uomo lavora. Qualcuno ha messo una rosa bianca. Aspettiamo sta autopsia che sono curioso perché voglio capire, voglio capire.